Dopo l'Europeo vinto nel 2016 appena 17enne e il secondo posto dell'anno scorso, il bellunese Axel Bassani spicca il volo verso il mondiale Superbike e lo farà in sella ad una Ducati. Correre, specialmente arrivare in questa categoria con la moto italiana, ti dà ancora più soddisfazione, perché comunque un italiano è sempre molto legato ai suoi marchi e i Ducati per gli italiani è importante. Il team satellite sarà quello del motocorsa e l'impegno prevede di essere in pista dall'esordio ad Assen in Olanda ad aprile fino a ottobre, sempre che dopo le 10 gare continentali vengano confermate le 3 tappe previste in circuiti extraeuropei. In Italia l'unico gran premio della categoria sarà quello di Misano, dove corrono anche le MotoGP. Sono molto orgoglioso del traguardo che abbiamo raggiunto alla Superbike e in questo momento sono concentrato al 100% lì e per il futuro, se ho le capacità, spero di restarci a lungo, però sicuramente se un giorno ti arriva la proposta ti tocca sederti un attimo e pensarci, perché comunque la MotoGP è la MotoGP. Bassani, con Andrea Locatelli e Michele Rinaldi, sarà uno dei 3 soli italiani tra i 22 piloti che daranno vita a un mondiale che da 6 anni ha un solo padrone. Sicuramente per la categoria dove sono io è Jonathan Ria, l'ammiro tantissimo perché 6 anni che vince lui il mondiale, non ce n'è stato per nessuno fino adesso, quindi è un bel punto di riferimento e spero di avere la possibilità di farci qualche giro insieme e poter rubargli qualcosa, insomma.